I vigili del fuoco, per trovare le vittime, hanno dovuto aprire le paratie del bacino idrico e far scendere il livello dell'acqua da 10 a 5 metri. Una straziante attesa, lunga 2 ore. Inghiottita dai flutti, adagiata sul fondo del lago, hanno trovato quello che cercavano: un'auto coinvolta in un incidente stradale. All'interno 2 cadaveri. L'allarme in via San Floriano, in zona Fadalto, scatta attorno alle 16. Un automobilista di passaggio si accorge che la barriera di protezione laterale della carreggiata è distrutta. La peggiore delle ipotesi si rivela purtroppo fondata. Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Mestre, assieme ai colleghi di Treviso, arriva sul posto per recuperare il veicolo finito nel bacino idrico Enel, conosciuto anche come Lago del Restello. Una volta immersi sott'acqua, la macabra scoperta: il primo corpo senza vita di un uomo all'interno della Volvo viene portato a riva attorno alle 18:30, ma la ricerca è tuttora in corso. Da recuperare c'è un altro cadavere. I soccorritori, inoltre, devono accertarsi che nel dramma non siano rimaste coinvolte altre persone, circostanza che al momento non troverebbe riscontro. In fase di accertamento ora c'è l'identità delle vittime. L'automobile risulterebbe essere intestata ad un 39enne di Fontanelle, ma non è ancora chiaro se si tratti di una delle 2 persone morte. È giallo anche sulla dinamica dell'incidente. La polizia locale, impegnata nella gestione della viabilità nella zona, dove è intervenuta anche una grande ruspa per estrarre la macchina dalle acque, è alla ricerca di testimoni che possono aver assistito alla fuoriuscita di strada dell'automobile.